Benvenuti, bentrovati, il nostro appuntamento consueto naturalmente con l'ambito sportivo attraverso la nostra web radio, web tv ed è www.venetoglobe.com. L'appuntamento è anche di rigore sul nostro canale sportivo di Veneto Globe, e cioè Streaming Sport, che è molto più facile. Qui potrete seguire naturalmente tutte le nostre dirette, tutti i nostri servizi, tutte le nostre registrazioni di partite, di gare dei vari campionati. Per quanto riguarda invece il digitale terrestre, Caffè TV 24 è l'emittente che ci manda in onda ogni sera intorno alle 19:40, 19:45 circa sul canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia. Non dimenticatelo, ogni sera 19:40, 19:45, prima replica nella seconda parte di serate, seconda o terza replica come volete definirla nelle prime ore del mattino. Parliamo di tennis in apertura con il tennis italiano che saluta la maratona di Fognini al quinto set contro Thompson. Pensate che in queste partite che ha disputato a Melbourne Fognini è rimasto in campo quasi 8 ore. Eliminati Berrettini e Sinner invece, mentre Seppi è stato eliminato al quinto set contro Wawrinka. Invece lei, Camila Giorgi, vince contro la Kuznetsova. Sul velluto ci vanno Nadal e Federer, quindi con molta calma vanno avanti nel torneo. Pallanuoto con gli europei di Budapest, dove il Settebello ieri è sceso in acqua, ha giocato nei quarti di finale contro Montenegro e purtroppo non è andata bene, ha perso per 10-8, quindi brutta botta e brutto stop per quanto riguarda il Settebello. Il Sette Rosa si era fermato nelle precedenti giornate e si giocherà le ultime chance per cercare di andare a Tokyo ai Giochi Olimpici del 2020 in un preolimpico a Trieste. Coppe nel basket con Sassari che contro Strasburgo in Francia ha vinto 88-83 e passa così agli ottavi di finale. In Eurolega passa anche Brescia dopo essere già passate Venezia e Bologna. Per quanto riguarda sempre il basket, questa volta di Cosa Nostra, o meglio di Casa Nostra, la TVB in crisi con le sue sconfitte purtroppo è andata sul mercato e ha preso un giocatore che si chiama Ivan Almeida, un'ala di 30 anni, 198 cm di altezza. Se n'è andato Cook, terzo, dopo solo 15 gare disputate con la TVB. Ma andiamo a sentire la presentazione, uno stralcio della presentazione di Ivan Almeida l'altro giorno alla palestra Sant'Antonino di Treviso. Buongiorno. Yeah, I'm not going to speak more Italian. That's all I know for now. But I promise I will learn. As a player, I'm coming from 2 seasons in Poland. The past 2 years. Si dice che allora lui viene dagli ultimi 2 anni passati in Polonia, dove ha raggiunto risultati importanti come la conquista per 2 volte consecutive del titolo. È molto contento del fatto di essere stato scelto da noi, dalla società, e spera di portare ovviamente quello che la società di cui ha bisogno, la squadra che ha bisogno per invertire questo trend di sconfitte, insomma, per poter portare la squadra a fare qualche cosa di più per poter vincere. Quello è l'obiettivo che ha lui e che abbiamo noi come società. Hopefully we can start winning games. Come società. Sì. Ecco, per lui è il primo anno, la prima esperienza in Italia. First experience for you in Italy. Se conosce il campionato italiano, se per lui è uno step ulteriore della carriera dopo campionati come la Polonia. Something about our... Ha potuto vedere quello che conosce. Lui è un amico vicino, caro amico di Gomes, e lo ha visto giocare, quindi conosce quell'aspetto lì del nostro gioco presso le partite di playoff. E naturalmente tutti sperano che Ivan Almeida possa dare un suo contributo importante, possa dare una svolta a questo campionato difficilissimo, e lo si sapeva di A1 per quanto riguarda la TVB De Longhi Treviso. La pallavolo adesso, con la pallavolo italiana che è orgogliosa di presentare, lo vedete, la Volleyball Nation League 2020 che si giocherà a Torino.
top del mondo per 2 anni, quindi gli azzurri avranno la possibilità di giocare contro le migliori nazionali mondiali e farlo in casa propria in Italia. Ed il Pala Alpi Tour sarà sede, tra l'altro lo ricordiamo, anche delle finali femminili del 2021. Pallavolo maschile, perché il campionato non si ferma, quarti di finale tra l'altro con la Coppa Italia in campo in gara secca. Perugia ha sconfitto un po' da pronostico Padova per 3-0 e stasera tocca a Milano che scende in campo in casa contro Trento. Vi ricordo che le Final Four si giocheranno il 22 e il 23 febbraio a Casalecchio sul Reno. Pallavolo femminile con l'Imoco che in casa ieri sera al Palaverde di Carità di Villorba per la Coppa contro l'Alba Blagi, squadra rumena che aveva già battuto in casa in Romania, a Budapest appunto senza grossi problemi anche il 3-0 strappato in casa, facendo riposare anche numerose giocatrici. Per esempio in questa foto vedete De Gennaro, ma De Gennaro ieri sera ha riposato, ha giocato Fersino, molto buona la sua prestazione e poi hanno ruotato un po' tutte le ragazze disputando una ottima partita, andando avanti scaramanticamente. Santarelli ha dichiarato quest'oggi che non ne vuole parlare di aver passato il turno, aspettiamo per vedere l'ultima partita e poi si deciderà e poi si capirà che cosa succederà all'Imoco Volley Conegliano. Per quanto riguarda i quarti di finale di Coppa Italia, stabiliti anche in questo caso date, 29 gennaio alle 20:30 l'incontro con Chieri al Palaverde, poi le Final Four si disputeranno a Busto Arsizio sabato 1 febbraio e domenica 2 febbraio, finalissima alle ore 18. I Leoni del Benetton, siamo sul rugby, hanno perduto sabato contro l'Einster per 18-8, salutando così definitivamente la Champions Cup. Ora c'è una pausa, piuttosto lunga qualcuno dice, ma piuttosto rigenerante qualcun altro dice, concentrandosi poi per quanto riguarda il Benetton solo sulla Pro 14. C'è di mezzo la nazionale, c'è di mezzo le 6 nazioni e quindi tutto in preparazione con già Smith che ha convocato a Roma gli azzurri, gli ha voluto parlare, ha convocato anche coloro per quanto riguarda il Benetton che erano infortunati, Bud, Stein e altri giocatori appunto che non stavano al 100%, però insomma l'importante era fare gruppo e ritrovarsi. Il rugby trevigiano è invece in lutto per la morte di Natalino Cadamuro, classe 1945. Cadamuro è morto a Trento, era stato, lo ricordiamo, uno dei fondatori della Tarvisium, uno dei club tra i più importanti, soprattutto a livello giovanile. Le condoglianze alla famiglia dalla redazione di Veneto Globe. Per il 6 nazioni femminili invece c'è solo la Baratin non tradisce, è stata convocata ed è l'unica trevigiana ad andare in nazionale italiana per giocarsi il 6 nazioni. L'inizio è fissato per il 2 febbraio e l'Italia giocherà a Cardiff contro il Galles. Parliamo di calcio con la Serie A. A tener banco è sempre il calciomercato tra Inter e Napoli. C'è stato e c'è l'accordo per Politano e quindi rinforzo per Gattuso. Lorente potrebbe andare da Conte all'Inter e si profila un altro scambio, quello tra Vessino e tra Allan, sempre per quanto riguarda Inter e Napoli. Il Milan invece cerca acquirenti per Paquetá. Paquetá sembrava proprio uno dei campioni su cui il Milan potesse puntare, e invece guardate un po', Paquetá, Piontek e Suso sono in panchina, una panchina milionaria o quasi anche miliardaria per quanto riguarda il Milan, che faceva affidamento su questi giocatori e adesso invece è in cerca di acquirenti. Il campionato ritornerà domani con Brescia-Milan, si apre così, poi sabato Spal-Bologna, poi Fiorentina-Genoa e Torino-Atalanta, poi le partite normali della domenica e il posticipo del lunedì.
Sono iniziati i quarti di finale di Coppa Italia, l'altro giorno Napoli-Lazio terminata 1-0 con la vittoria del Napoli e poi ieri invece la vittoria della Juventus sulla Roma per 3-1. Adesso il tutto è per la settimana prossima per le altre due semifinali. In Serie B le venete e le friulane scendono in campo domani. Empoli-Chievo. Sabato invece Cittadella-Benevento, Pordenone-Pescara, mentre domenica chiude il giro Venezia-Trapani. In Serie C si ritorna in campo oggi con la gara che rimane le due gare che rimangono per completare il quadro e sono Gubbio-Triestina, si gioca in prima serata, e poi Piacenza-Arzignano si gioca in seconda serata con inizio alle 21 circa. Lasciamo la Serie D, la vedremo domani nel dettaglio con i prossimi appuntamenti. Passiamo all'eccellenza, dove nel girone A il Giorgione ha perso questo giocatore nobile per rottura dei legamenti del ginocchio. Mandiamo un in bocca al lupo naturalmente a Nobile, una grossa perdita per quanto riguarda il Giorgione. Andiamo invece da Matteo Bolchi che dal nostro programma Dilettanti a tutto campo condotto dal collega Riccardo Bonvicini ci parla di come un giocatore può accettare di trasferirsi da un campionato di eccellenza a un campionato di terza categoria. Matteo Bolchi. Matteo, ti chiedo, insomma, tu un paio d'anni fa hai fatto un salto all'indietro incredibile che non credo molti farebbero, sei fatto dall'eccellenza alla terza direttamente. La tua è stata una scelta, mi hai detto diverse volte, personale, che ti chiedo, rifaresti alla luce di quanto è successo poi in queste stagioni? Ma come ti ho già detto nelle interviste fatte, credo che arriva un punto nella vita dove devi mettere delle priorità e io l'ho fatto con la nascita di mia figlia, insomma. La mia famiglia aveva bisogno di me e lo rifarei 100 volte. Non mi è pesato, fortunatamente, grazie a Dio, le mie soddisfazioni col calcio me le sono tolte, e quindi ti dirò di più, giocare con i miei amici con cui sono cresciuto mi ha dato le stesse emozioni che ho provato a giocare davanti a 10.000 persone, quindi per me io sto bene così e lo rifarei, insomma. Però ti chiedo, se a giugno ti arrivasse una proposta di una promozione da un'eccellenza, la prenderesti in considerazione? Guarda, ti dico, non è servito aspettare giugno, ma mi era già arrivata a dicembre, ma ti ripeto, non voglio passare magari anche quando mi chiamano i direttori, non lo faccio per chissà quale motivo, io sto bene così, il calcio per me è diventato passione, ecco, e ovviamente con professionalità, perché quella la tengo sempre, è una cosa che secondo me hai dentro e non va via, non conta la categoria. Però insomma io l'obiettivo che ho, come ti ho detto nelle interviste, a me piacerebbe portare Marghera nelle categorie dove giocavo io, quello sarebbe il mio sogno più grande. Dopo se arriverò a farlo o no, pazienza, ma io ci proverò, insomma, ecco. Belle parole e complimenti a Matteo Bolchi, che quindi ha fatto questa scelta di vita. Per l'eccellenza, di cui parlava Matteo anche, vi ricordo che le nostre telecamere saranno sabato pomeriggio a partire dalle 14:30 a Volpago del Montello per seguire Montello, Eclisse, Careni, Pivigine. Qui andremo a seguire una partita che riguarda la zona bassa della classifica. QDP a 13 punti, Montello a 14, Union Pro a 16, Lia Piave ed Eclisse a 18, Martellago a 19, quindi sapete e vedete e potete fare i conti di quanto sia e quanto sarà importante questa gara Montello-Eclisse. Domenica invece le nostre telecamere si sposteranno al Comunale di Moriago della Battaglia, dove l'Union QDP affronterà l'Union Pro e anche qui sarà lotta per la bassa classifica, una partita che vale 6 punti, come ci ha detto l'altro giorno Raffaele Buondonno, tecnico del QDP.
Passiamo alla promozione, dove lo Pitergina continua a rimanere in testa da capolista con 45 punti, 90 secondo a 33 punti, Caorle 32, Treviso 31 e Fontanelle 30. Attenzione, il Treviso la deve porre anche al Fontanelle che sta risalendo. Ma andiamo a Fossalta di Piave, dove c'è un vecchio amico che è Albino Piovesan. Lo traiamo anche in questo caso dal programma Dilettanti a tutto campo, condotto sempre da Riccardo Bonvicini. Siamo al termine di Fossalta Piave Marcon, terminata 1-0 per il Fossalta, qui con noi mister Albino Piovesan. Allora mister, 3 punti pesantissimi oggi al termine di 90 minuti, sofferti, avete rischiato varie volte di subire il pareggio, però bravi voi a tenere botta fino all'ultimo. Sì, concordo con te, abbiamo affrontato una squadra che aveva 3 punti più di noi e li meritava, perché in campo ha giocato una signora gara, una squadra organizzata, giovane, che corre, un sistema di gioco che ci ha messo anche in difficoltà. Noi lo sappiamo che per tirarci fuori dai nostri problemi non bastano solamente i nomi dei giocatori, ma serve questo spirito, serve questa rabbia, questa voglia di tirarci fuori con energia. Dopo il bel gioco proveremo a farlo quando saremo un attimino fuori, ma in questo momento qua serve fare questo, serve lavorare, serve lottare, serve correre tutti uniti, rispettare l'avversario, perché può essere anche che dopo 2 vittorie consecutive credi di essere un po' più bravo degli altri. Oggi abbiamo dimostrato che io, da quando sono arrivato la prima volta che non prendiamo gol, e sono contento per questo. È stata una partita tirata, sicuramente potevamo chiuderla un attimino prima, dobbiamo sicuramente migliorare tante piccole cose, e su questo ti assicuro che ci lavoreremo tantissimo. Albino Piovesan, allenatore del Fossalta di Piave, in bocca al lupo a lui e al Fossalta. E allora adesso parliamo di settori giovanili. Sarà presentato domani sera alle 20:30 a Follina la terza edizione del Memorial Gioacchino Michelutto, un torneo calcistico giovanile, categorie giovanissimi, che Mimmo D'Agostino, in collaborazione con la SD Follinese e con il sostegno e il contributo del Comune di Follina, organizza dal 9 maggio al 14 giugno 2020. Domani sera presentazione presso la Sala Comunale di Follina. Si terrà tra l'altro anche il sorteggio dei gironi corrispondenti alla prima fase del torneo Michelutto. L'inaugurazione con i relativi sorteggi saranno trasmessi anche in diretta streaming sul canale YouTube di www.venetoglobe.com, anche nel canale sportivo, cioè Streaming Sport. Non perdetevi, sarete lì con noi. Testimonial d'eccezione l'ex commissario tecnico dell'Albania Gianni De Biasi, trevigiano. Le squadre che saranno al via quest'anno sono Follinese, Vittorio Veneto, che è il campione in carica, Eclisse Carini Pivegina, Conegliano, Union Feltre, Calcio Montebelluna, Belluno, Giorgione Calcio, Lia Piave, Union Pro, Fontana Fredda, poi le professioniste Cittadella, Lanerossi Vicenza, Mestre, Pordenone e Venezia. Complimenti, perché sicuramente un bel torneo. Concludiamo con il basket. C'è Maretta in casa a Rucher Sanve. Tutti si aspettavano le stangate del giudice arbitro e così è stato, anche se molti non sono d'accordo. C'è stato questo incandescente finale di partita sabato con Tassinari, che ha contestato duramente l'arbitraggio, ed il giocatore è stato squalificato per 3 giornate. 2 gare di squalifica invece a Ricci e al coach Marco Mian. La società inoltre è stata multata con 1.200 euro. La Rucher farà ricorso naturalmente, ma certamente in cabina di regia ci andrà Giordano contro il Piadena. È tutto, ci fermiamo qui, noi ci risentiamo domani, sarà l'ultimo appuntamento settimanale e poi andremo a vivere il weekend. Buona giornata e buona serata a tutti.